Per la 30ª giornata del campionato di Serie D, al Piccardo di Borzoli va in scena la sfida tra Sestrese e Sarzanese. Obiettivi diametralmente opposti per le due liguri, i padroni di casa cercano i 3 punti fondamentali in chiave play-out, i rossoneri alla ricerca della definitiva consacrazione per centrare l'obiettivo play-off. I più propositivi sono i verdestellati e pressano in area avversaria. Dopo soli 5 minuti ci prova Pantone con un bel tiro da calcio piazzato. Bravo Bastianoni a rifugiarsi in corner. Ed è sugli sviluppi di questo calcio d'angolo che arriva il gol che porta subito in vantaggio la Sestrese. Sull'angolo di Rizquai il più lesto è Cordova, stacco aereo e fredda incornata che trafigge Bastianoni. Sestrese 1, Sarzanese 0. Passano pochi minuti e da un fallo su Lamioni il direttore di gara decreta il calcio di rigore per i rossoneri. Si porta sul dischetto Bomber Ciccino che dagli 11 metri calcia clamorosamente alto sprecando l'occasione che avrebbe portato al pareggio. Poco dopo il quarto d'ora, punizione in favore degli uomini di Mr. Balboni, battuta da Rizquai. Ci prova il talentuoso Maier di sinistro, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta e la palla termina di poco alta sopra la traversa. La Sarzanese si vede verso la mezz'ora. Pressing in area nero-verde, ci prova Pellini, ma un incredibile salvataggio di Cordova sulla linea impedisce il pareggio. Quasi al termine della prima frazione di gioco, Ciccino, scattato sulla fascia, tira un secco e potente diagonale che fa vibrare il palo di Chinchio, negandogli l'esultanza. Con le riprese e il montaggio di Paolo Caprino si passa al secondo tempo, che parte a ritmi sostenuti. 30 secondi dal rientro degli spogliatoi, Ciccino scattato sulla fascia questa volta non sbaglia, si gira e scarica un perfetto diagonale che gonfia la rete di Chinchio, volando a quota 12 marcature stagionali. Neanche 4 minuti dopo arriva il gol del vantaggio ospite, firmato Pellini. Dopo un batti e ribatti in area nero-verde, Pellini dai 25 metri scarica un missile che sorprende Chinchio. Pochi minuti e questa volta è Negro Frer a tentare il gol, lanciato in corsa da Carlevaro, ma il suo tiro cross è di poco alto. Nel recupero, dopo un'azione innescata da Maier, è lo stesso numero 9 che praticamente sulla linea ci prova, ma in questa occasione è Bastianoni costretto ad estrarre dal repertorio una delle sue migliori parate. Sul finire, minuti infuocati, la Sestrese pressa e dopo un batti e ribatti è Mazzei che tenta la conclusione, ma nulla di fatto. Sestrese in vantaggio nel primo tempo, al rientro dagli spogliatoi 5 minuti di smarrimento che hanno permesso agli uomini di Mister Sottili di portare a casa i 3 punti in palio quest'oggi.